da settembre 2015 che urlo, vengo tacciato da pazzo quando dicevo che se passarono le SPA, le due banche, Veneto Banca e Popolare Vicenza, sarebbero andate a 0,60-0,10, nessuno mi ascoltava. Bene, è da settembre 2015 che noi chiediamo aiuto alla politica, chiediamo aiuto ai giornalisti, agli imprenditori, alle banche. Nessuno ha ancora capito il problema. Il problema come si sta, sì, come si sta evolvendo. Allora ve lo spiego io, perché probabilmente io ho fatto anche un esame adesso in questo momento qua, perché tante volte io dico le cose non preparandomi, dico parlo col cuore e quindi può essere che sbagli io a non far capire come stanno andando le cose. Il Veneto era un modello nord-est, ve lo ricordate? Il modello nord-est è stato cancellato. Avete presente nel 2008 Lehman Brothers, la crisi subprime? Allora, quello che è successo in Veneto è 10 volte superiore a quello e non ne parla nessuno. Qua oggi non c'è un senatore veneto. Siete una vergogna, vergognatevi, perché non avete ancora capito, dovete cominciare a capire il problema. Lehman Brothers ha fatto un buco di 19 miliardi di dollari. Il Veneto gli è stato portato via 19 miliardi e 600 milioni di risparmi, che non sono i 19 miliardi di dollari di Lehman Brothers, che ha avuto una conseguenza di 4.100 miliardi di dollari. Ed è venuto, dovranno riprendere in mano la cosa, non hanno più niente. Quindi ci sarà un sconvolgimento a livello immobiliare, perché le 300.000 ipoteche che hanno le due banche nel giro di 6 mesi, signori, voi vedrete il danno che creerà questa crisi con le due banche se noi non interveniamo subito. E quindi qualsiasi persona deve di buona volontà prendere in mano bene la situazione, e io ringrazio la senatrice perché è stata la prima che ha fatto un qualcosa diciamo di concreto, perché non si è ancora capito il problema. Allora, per quanto ci riguarda, noi come associazioni abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto manifestazioni, abbiamo fatto inviti a Renzi, inviti ai parlamentari veneti, inviti alla regione, di tutto e di più. Non abbiamo mai concluso niente. Per fortuna c'è stato un professore che io mi onoro che sia qua, che lui assieme a un'altra persona ha fatto un progetto riguardante il penale su aggiotaggio. Queste due banche hanno fatto, c'è questa indagine in corso, e noi come associazione abbiamo invitato i risparmiatori ad andare in quel fronte, perché oltre al problema di quello che ha portato via c'è un danno enorme che si sta già verificando. Fra un mese in Veneto non vedrete più nessuno, vedete il deserto. Il Veneto è uguale Italia, ci sarà un'esposizione, una conseguenza che è drammatica. Allora, per quanto riguarda il progetto penale del professor Bettioli, noi con le banche gli abbiamo detto: bene, voi avete fatto questa situazione, noi siamo qua con i risparmiatori, vediamo. Dal 18 ottobre è partito questo progetto penale, le due banche, mai successo nella storia dell'umanità che una banca tiri fuori da sola €1, hanno tirato fuori 600 milioni, più 60 milioni per i casi sociali. Quindi è stata fatta questa azione e le banche hanno fatto una reazione tirando fuori i soldi. Ma questo non basta, perché questa è stata fatta in Veneto
I 60 milioni adesso addirittura vengono gestiti con le associazioni a Roma, vabbè, questo è un altro discorso, però quello che io voglio farvi capire è che la situazione, se non viene presa immediatamente in mano da parte di tutta la politica, cioè, ne rimetteremo tutti, e quando è troppo tardi, perché le speculazioni immobiliari che verranno fatte in Veneto si espanderanno in tutta Italia, perché non è il problema del Veneto, a differenza di MPS o altre banche, è che hanno portato via i risparmi, oltre ai risparmi hanno indebitato le persone con i loro risparmi. Quindi vi rendete conto che le aziende già da adesso cominciano a saltare, quindi bisogna intervenire. Allora, io quello che mi auguro è che da parte della politica, da parte della stampa, si capisca che il problema del Veneto non è che perché in Veneto non se ne parla, cioè il problema del Veneto, se non viene preso immediatamente, ed è già tardi, ma deve essere fatto, perché se il risparmiatore perde la fiducia che è stata cancellata, non porta più i soldi in banca. Se non porta più i soldi in banca, la banca non dà all'impresa. Se l'impresa non ha i soldi, siamo morti tutti, non c'è più niente. Questo è quello che è successo